Eccole qua, belle, premiate. Eccole qua, tanto. premiate tutte perché sono tutte bravissime, tutte bellissime, sono tutte finaliste di Miss Città Murata. Allora chiamo il vice sindaco di Castelfranco, Gianfranco Giovine, accanto a noi, la madrina della serata, La nostra Clarissa Capovilla. forza. Ci portiamo qui al centro un po' più a beneficio del Sì, nostro ci mettiamo pubblico. qui al forza. centro. Forza. Vieni Clarissa. Momento difficile per te Clarissa, eh? Non dico c'è questo passaggio doloroso per quanto poco. Venga qua con noi. Siamo pronti. Allora, la prima classificata vince un book di Photogallery e un offerto da fotografo Amerigo Vianello, un trattamento per i capelli by Sense C'è Parrucchieri. il nostro patron che ha un mazzo di fiori. Per la presentatrice, hai capito, applauso pieno di invidia, su. Grazie Filippo. Grazie Filippo, numero 1 Filippo. Grazie a tutti. Grazie al nostro patron che, beh, possiamo dirlo, Miss Città Murata era una realtà che stava un po' per finire perché comunque continuava per la passione di Filippo e ho deciso di intraprendere la strada con Filippo e devo dire che i successi... E l'applauso per È un bel Eleonora, team, signor io Presidente, dico, sì, forza. I successi non mancano. Allora, Vado cedo avanti, no, di perché nuovo, sì. ero a metà dei premi. Appoggio i buchetti, I premi grazie Beauty ancora. Store, i bouquet di fiori, un gioiello offerto dalla gioielleria Zigante e un abito dell'azienda Plissé. Sarà anche protagonista di una serata a lei dedicata al caffè Pedrocchi, pensa un po' te. No, vuoi chiedere qualcosa alla nostra Miss prima che passi? Sei pronta? La corona? Per forza. È stato un bell'anno, dai, però è giunto il momento. C'è un buco troppo grande. C'è un buco, allora ci avviciniamo. Bisogna riempirlo, forza. Eccoci. Non fateci Avviciniamoci. soffrire. Lei ha Dobbiamo l'apposito, passare la fascia al nostro presidente di giuria. lei ha l'apposito contributo musicale che ci fa soffrire nell'attesa, sì, vero? Ce l'ha. Eccolo qui il contributo musicale. Fascia, scettro e corona sono pronti perché la nostra Miss Città Murata 2016. Io aspetterei un po'. A che ora aspettiamo, Luna? Signore e signori, Passiamo con le brioche tra un po', state tranquilli. brioche e cappuccino. Su, fatevi sentire. Miss Città Murata è la concorrente numero 26, Angelica Campanella. Posso sentire la sua voce? Che ci dici? A freddo così, anzi a caldo. Emozionatissima, non me l'aspettavo perché comunque le concorrenti di questa sera, come ha detto Eleonora, erano di grande livello e sono molto felice. E noi lo siamo per lei, vero? Vero pubblico? Allora consegniamo i premi e Claudio io direi di iniziare a ringraziare gli sponsor. Sfizio, Beatrice Ragazze Pini, fasciate, mettetevi Anne qui. Maia, Mettetevi qui dietro di noi, ragazze fasciate. Trevisana Lart, Belfior, Nova Modet, Beauty Store, Allianz e Gioielleria Zigante. Ringraziamo anche il Salone San Parrucchieri di Sabrina e Andrea che hanno curato
le mie acconciature e quelle delle Miss. I fotografi della serata sono tantissimi, spero di non dimenticarne nessuno. Alessandro Bonaldo di Fotogallery, Paolo Stramare, Dino Giuliani, Mirko Metti, Daniele Dalla Vecchia, Amerigo Vianello, Armando Toniolo, Claudio Gervasucchi, Best Magazine, Nicola Bovo delle Miss Venete, Fabio Posanza, Ivan Pinellato e Alessandro Basta. Grazie ai nostri ospiti che hanno reso particolarmente vivo il palcoscenico questa sera con Cinderella School of Ballet e di Mago Nicola Marchesan, e naturalmente un grazie che va con il vostro applauso, anche se non siete d'accordo ma noi lo siamo, con i nostri giurati. Grazie. Il DJ Rosario Campioni, Alberto Lavedini al video, Elena Sorato e Francesco Osto che hanno curato il backstage della serata, Clarissa Capovilla, Melania Bergamini, Miss Città Murata 2015-2014 rispettivamente, Alice Luisonde del Miss Fizz 2015, Erika Michelone e lo staff dei Bontemponi che hanno collaborato alla riuscita della serata. Abbiamo chiesto un applauso per lui, ma adesso ve lo facciamo veramente, ve lo chiediamo con il cuore al nostro mister Filippo Zavarese, il patron di Miss Città Murata. Vi prego, regalategli questo applauso. Un grazie al Comune di Castelfranco nella persona di Sindaco Gianfranco Giovine che ci ha ospitati questa sera in questa straordinaria location che è Piazza Giorgione. E naturalmente ringraziamento va a tutti voi del pubblico che avete assistito a questa manifestazione. L'appuntamento per l'anno prossimo 2020